che ha di sapere come è un misterio. Un misterio e un miracolo in su matessi tempus, che è un misterio de sa paraula e poesia che nasce da inudda e pare che torrede a su nudda, ma a su nudda non torrada, e il miracolo de sa creazione poetica, de sa lingua che nischi più de noi e noi non la potremmo comandare, che comandatissa, però a volte scomandiamo noi spuro. Es un misterio esa poesia, es custo che manco los cantadores che la criano in pagos segundos, ischini sa da essere bella o vea, sia da piagere a sa gente o non la da piagere. Sempre gai, da esa vizzemia a sus ultimos annos. La passione per la poesia è una cosa che nasce naturale, è una cosa che si gioca da dentro e poi però bisogna vedere se l'ambiente a quanto si può sviluppare questa cosa, che uno può tenere sul dono di natura pure, la passione però che nasce da un ambiente che poesia non vede gente cantante, non ottiene occasione, un giovanello non può cantare. Maradona, se non hai mai visto un pallone, a Pisello non fu diventato un Maradona. Siamo in Bruno Lago, 68 anni, Gairesu, ha cominciato a andare in palco a 81, a 24 anni, in Giovanneseu e Maria Dumasara. Un panzo di tanta gara arvinasa di Bernardo Zizzi e di Francisco Mura, dà più la buona sorte di andare in Pepesuzzo. Aumente ha cominciato Bruno a andare, aumente di rabizzato a poter essere su poeta. Rabizzato in vita. Vivi questa cultura della poesia, abbiamo gente parizzo che cantaiano, battendo gente che cantaia discretamente pure, che hanno fatto qualche canzo male pure. E dunque noi tra amici a volte capita questa occasione per qualcuno di questi sono più anziani, ci ha cominciato a cantare qualche cosetta, qualche ottava. E Gai si è scominciato, viene poi questa occasione che mi ha fatto vedere sul palco e poi mi hanno fatto piegare questo scompanzo mio che sono commentato a forza su palco in 81, però l'anno prima in 80 mi hanno invitato a questa gara dilettante nel Bono, che prima li sei andato quando andai, quando mi hanno andato a cantare su palco, ci sapevano non so manco in palchente, appena cade poi, dopo vergognoso pure, abituato sempre in campagna, quasi viuso, e la parabola vita mi chiede in un palco, di fronte a gente, era mi sapevano che non. Infatti sì che è vintorato a andare e poi però fai dente con un altro amico e sono che gli sei andato che cantai di tutto e lo convinco a Bruno e coi e tanto mai è nato tanto e te sta a cantare due o tre sottate e come te la cantiamo così in terra la potremmo cantare su palco pure questa come vorrete a denare canono pure, appena amato, non passa gente, no. E comunque mi ha convinto e mi sono andato, me la paiottata, ragazzi. E poi mi devo andato prima di venire pure, che vedi a fase eliminatoria e poi dopo mettermi di vocale su palco, dopo questo amico mio che siamo andati a Spares, a muovere, infatti io pure non aspettiamo che come tornano a chiamare e no, dopo non vado a chiamamento, andiamo che a me ci vado a bastare con noi, mi tremi a sa scamba, se poi ad andare gente di bidda può amico e può intendere, comprendere, questo può più per me. E poi poi è scappiettato questa festa di Spirito Santo, che mi hanno chiamato per canare con i suoi poeti che devono cantare, ma sale e seo. Che hanno detto tutto da tranquillo, senza nessun pensamento, senza poi, proprio quando può cominciare a gara, che andano a constatare l'amplificazione e tutto, mi hanno piegato in peso. Questo compagno mi ha fatto piegare su palco. Ma la cosa è giartiamo. E tanto poi se io sopra una commo, lasciate la mia, è nato che commo glielo ho fatto barrare te un mancare, se no ti prima sticca addosso a me. A finta non sapevo cominciato come te il sol mi vario e tutto appissisti due appiscoltato da e sol m'hanno schia poco notto come
gente de mi gusto y sabida, y sos que de tambora resistida. E poi, come t'avveniti, poi poi pure io ho cantato sia con Masara in Tortolì, con Soggi, con Bidda, e poi insomma ho cominciato a mi invitare, quando lui andava un'altra paga a pago e questa cosa è seguita ad andare gai. È un po' più tranquillo andare a sul palco. Adesso Oh, aumenta più pepesoso, in sempre adesso più. aumenta la prima volta, cada volta No, è arte. a me mi pare quasi sempre più, che prima mi pare che non la tenia tutta questa tensione che penso come. Adesso che come intende pure la responsabilità, la gente è giusto pure che si sente di qualche cosa di mezzo, perché e poi è carattere pure. Sempre questa tensione quando devo andare a cantare, no, è disturbata. Ma ambia da vita, sempre più peperoso, una rapa. Ando de pannare a Beddanova, andare intro in Oriolo un mese innanzi. Ma io, insomma, mi gatto non va con me, come Giantieri sono venuto a domo in Ergoli, sono adesso comitato da Santo Nicola. E prima gli sapevano, no, che tanto a barra un mese, che sia da Ergoli, me lo fa che questo come che sto abitando in Ergoli in Gairo pure. E è pronto a però queste sono condizioni che mi creo devo e tutto, non è che a una idea di fuori sono più tranquillo, ma tranquillo non ti vuole. Poi certo bisogna che la rapidità da canto e parecchia fa che non ha effetto, mi devono da satiro, compreso. E in generale questa tensione è stento tue. È stento tue che è normale che sia gai. Noi andiamo a cantare, noi schimmo se dobbiamo cantare, noi schimmo commentiamo e sa die che a volte sa concara che voglio contare, bisogna che da die che si espruso, andiamo su vari sprusi illuminato, su tiene pure questa cosa che da die che ti pare che sa mente sto una anna serrata e non e tu tenes tempo di stare sul muro pare che non sa berza mai, compreso. Ascolta, però la resida di questa gara, antu onta da un panzo, sia sa buona attrattiva, si siete a me, o so, è sicuro che questa gara si bene o non conta da? Questo conta che tu che tieni un certo rapporto, tieni speri una poca confidenza in più, rischi che capire che con azzardo in più che potresti fare, che a qualcuno che una cosa le può fare che è offesa, isso no. Che lo conosca, questa reazione che tiene, di tutto, compreso. Deve ragionare con il suo collega. Lo concetto si discute con esso, è il collega che ti spinge a... E bisogna che i colleghi che ti invogliano a bruso a cantare pure, compreso. Dunque, se su collega di buona mutta è il mezzo di una sportiva, pone da cantare in mezzo attive pure. Chi un collega non veste molta ona, non canta bene manco altro collega. Sa gara, chi è una gara ona, è che hanno cantato bene tutte al due. Se uno canta bene e l'altro non canta bene, sa gara non è una gara resistita. Ma è capitato a volte di lì a cambiare la mutta, mancare un collega e ha cominciato male, molto male, di lì a cambiare la mutta in buono. Qualche volta può cambiare pure, qualche volta può capitare pure, però sa dire che comincia da molto male, a volte è inutile, pare che non sa, non è da dire che resti tu, è inutile, siete che sa dire ergai, sa mutta non veste, però questo a volte si resiste a cambiare questo aiuto del suo collega e tutto, e io. E combina di ora viene a mutta male da uno poeta satiro. Quando canta male uno, l'altro collega non può cantare bene, e questo è una cosa naturale, che noi se sa poesia è collega che deve essere un ragionamento legato solo con satiro, e che tu stai facendo con una persona per il valore di questa gara, insomma, che satiro tu è una che Buddha sono una patata e non si può in cui che è una remeda per il suo fatto di riconoscere un suo collega e tutto. Che adesso quando chi mi abito con il suo collega non è tanto mi ha fatto quasi per un maledetto che isso, compreso. Invece no, quando vedo il suo collega lì che invoglia da me pure e anda bene gai. In Samatessi gara vi potete dare il momento di mutta ona e il momento di mutta mala? Senza dubbio, sì. Però a volte si può fare fino a figurone con questa mutta mala. Devo ti fatto un conto
in Galtellì, prima con Zizi e con Mario Masella. E io adesso comitato a Terudie, lì che tu vedi si ultata, si riposa, da cui si ha bisogno di riposo. E tanto comitato andiamo a chi facciamo a Eurosei. No, si chiede che idea in Eurosei, andiamo a Calagonone che non ho bisogno ancora. Senza attiro. E partiamo, Deo, Toto Treseno, Zizi, Mario, e Gallo si inarraiata sul presidente Saverta. E poi ha tenuto due bindaiata. Che ha fatto un albergo nuovo, uno parenti solo, in Calagonone. Andiamo a seguire il albergo, dai non siamo stessi da che ora che è passata, e buffagai, e questa cosa è mesi cardita, e devo sempre ripetendo, in area, aiuto che è tardi, la gente ha ponato questa rabbia, mica è tardi, mi si fa tendere notte. E andiamo, andato che non muore sa dentro, è cominciato a bene a cotto, la donna. Mari stia bene, ziti stia bene, devo fare messa tempo, ragazzi. Dico di bindaiata, poi lei ha sa macchina, bella e gabito, resistito. E ne arriviamo a Galtellì a Canare, noi siamo andati, no, su palco diretto. Ma Biglesi che la gente vive contenta su notte e gara che non si come ti hai fatto questa gara, imbriaco, cotto. Ma chi cadute? Sì, da chi sa cottura andava battito sa mutta. Che miseria. E gai, però bisogna sempre che sente sano pure, che se c'è un po' di mutta fea, di mutta mala e non corrispondere. E se due le muttavano, i suoi compagni non glielo conosce. E quindi hanno bisogno di pensare a fare il debutto e poi non fai buttare via. Invece che lì uno se ne approfitta di cosa fai, di vini. Non se ne era neanche le cale, però i vini. No, su peccato, ma su peccatore no. Pier Sandro, narramos esa poesia improvvisata è stantia sicuramente ad un'istoria di importo umano, una lega, Nazai, Vittorio Angius, su canoni Spano e Matteo Madau, ma l'importo di Caeri Iutto, la gara in piazza è restivo Antonio Cubeddu. Dove ti va capitato questi anni? Ma in questi anni Antonio Cubeddu tiene di questa idea manna di fare vestiti poetas che cantaiano in terra o in mezzo a sa gente, in festas, in stundimentas, in scoias, in erbatiaris, in pessu de un palco. Quindi, sta poesia che fu una dei artis più connotas e appreziatas in Sardegna, vestiti in una parte più sarta e potevano, come ti capita da un pago, per avere un assemblio in sa sartiglia de Aristanes, no? Su componitore una volta che si da quadro è una specie di deus. Eccetto tu volenti poetas, lo sponenti in palco, sa gente asutta e scurtai, che ha avuto una dei arti come taponao pur appreziata. Innanti e s'invento e ti Cubeddu, su palco non s'agattaiada, pro sos cantadores in poesia, chi fun sempre appesi in terra. Su palco fu un luogo anzenu, apparizzato pro atteras relatas, in limbazos furisteris, chi non fu in parentella con sos versos in limba sarda. Cubeddu du fai in su 1896, ma questa tradizione, come ti fornendo tu, fu una tradizione mera più antica. Devueda da Matteo Madau in suo libro Armonie dei Sardi a fine del Settecento, che narra che poetas volenti quasi eroi per il popolo sardo, no? Ma devueda in maniera un vago più funguda Angius e suo canonico ispano, e in questa descrizione di Angius e suo canonico ispano si comprende di quali fu di questa diffusione della poesia. Poi in ogni idea dove fu di gente che canta iada e che improvvisa iada. Su canonico ispano vai di un elenco di rividas, si canta iada. Angius addirittura il nomine des poetas e non narra da ga. Sto scristionando da metà di 800, tra la seconda metà del 800, in un'aida come bene tutti, dove fu di questa famiglia, questa famiglia Cano, a cantaianta, Pobidda e tutti i sciglius. Quindi Olinnaga praticamente fu di una maniera di si spaziare e di vivere che moi io scarisco. E Zia Antoni Cubeddu tiene di questa intuizione.
Prima che non mi arragionando che una telecamera e che una microfono, vostè mi fai da due de tiu Gubeddu. Come te si lamenta? Io mi lamento di essere come te uomini o come te poeta. Come te poeta e come te uomini. Come te poeta, per me, te l'ho ponato tante volte e te lo ripeto come. Per me, è fuori classe, Antonio. È un nome che preciso. E come ti crea io, da conosco l'hai scritto di Antonio. Come improvvisare quel nome? Non va a dire fare nulla, come ti crea io ad improvvisare io. Per me, vedi. Non te ne dai da roba che non valiano, quindi buonia da essere, sei sottava. Vedo preciso, tu li finnacchi, poi come te io me ne non conviene tanto nascere, non si intende. Se mi dai la cosa della faccia di lunare. No, non va bisogno. Come te io non mi dai. Torniamo a tiu Gubeddu come te poeta. Vostè ha cantato quando tiu Gubeddu oramai tenia già 86 anni. Come te cantai a tanto? Cantai da un'uomo che ancora cristallina, melodiosa, bella saoche, bella che veniva da, ti ripeto, Deo, che dopo ho cantato prima, adesso ho cantato 86 anni, ho cantato nel Veneto, dai continenti in Sardegna, poi su 44, su 45, 46, 47, ma poi ho cantato ogni anno. E questo uomo è melodioso ancora in queste date. Infatti si può piegare per allenare da Sirena. Soletta, che è una poeta prete de Morese, non era sua poeta signore. Capiti? Come te presenza e come te dalgaiata quel cumine. E batte che di Santa Naturia, intatta, del Vianente. E mi ha dato una che a tale dia libero se sì, e tanto una che mi goia, ha fatto su Deo una che va bene. Deo mi dimenticava che devi cantare senza sé. Senza da su bianco su. E a Raionende pure a 86 anni il film normale questo mese. Raionende come te canto cantaiata. A Raionaia bene. No, a Raionende in gara che sono a 86 anni, se Raionaia bene tutto. Benissimo. Su notte che ti sono in dedeo, improvvisando, non fidi per te, che sai queste date, cosa è fatta nella raia, no? Va bene. Però hai su notte, intende che devo dimenticare che li devi rispondere. Quindi improvvisando. E chi ne fu di Cupeddu? Cupeddu fu uno imprenditore, faiata a venire a un appalto con ferrovia, ma tenia da questa passione in mano questa poesia, tenia su babbo fu poeta di canzoni Cupeddu. E poi Saida, ossia fu una ida de improvvisatori, sì, a parte Cupeddu, non tocca di scarescere che in ozieri dove stettius finas Pirastu e Morittu, attrus dus poetas mannus de sa storia de sa poesia cantata. Però Antoni Cupeddu ha tentu custa bella pensata e sa poesia di essi a fora, poi si narrata, si può dire come te ne qualcuno, esce dalla clandestinità quasi, no? È diventata una cosa pubblica. Era dedando su 1896, du conta in questo sonetto con Notto Medazio, Antoni Cupeddu, che poi este fines il suo quaderno, che babbo ia da RC de un amico di Cupeddu, del suo Paolino Rais, ania non si narra sa data esatta, su bindiche dei capitanni del su 1896. Antoni Cupeddu ammenta in custos versos sa che sti stata è sicuro una sa dies pius bellas de sa vita sua. Si de ischire disizzosu sese, cusa data precisa, giusta e giara, pinna e tinteri lettore prepara, attacquino signala si crese. De sottighento su 96 pro iniziativa mia rara, amus fatto sa prima bella gara, de capitanni su bindighi e mese, in uttieri sa mia dimora. In occasione sa festa annodita de su rimedio pro Nostra Signora, sa poetica gara attentu vita e da tale tempus est ancora, pro d'ogni festa salda preferita. Da tanto sa poesia si spaina in tutta sa Sardegna, poteva ormai, non fetti in su luogo d'oro. Un amico de Meana, che è un esperto, un appassionato di poesia, Maurizio Pretta, ha agattau in un numero del suo
dell'Unione Sarda del 1907 una notizia de saida mia de seui che sta l'arco del suo logudoro. Anni su 1907 si è questionando 11 anni appustis della prima gara poetica, si sono fatte garas po 3 notti di sigio po mesaustu e in questa gara si è voluto tutto il anno, si è voluto Contini, Pirastu, Moretti, e sprummannos furinti in bida a cantare po 3 notti di sigio, questo l'ennaiga sa poesia fu dispainata in tutta la Sardegna. Quando vostè ha cominciato a cantare sal garas a vini de duos e fino al de 3 nottes. De 2 nottes, de 3 nottes lo vagano in cachilo con noi in tottue. Assinamenta di noi faghian gara al de 3 nottes. 3 notti lo vagano in Luras, lo vagano a Seui, cioè non a Seui, scusami, a Tirtenia. Pare che tuttora a Tirtenia lo vagano 2 notti, cosa che vai in un notte in altro luogo. A chi oltre in Samuele pure la faghen come de 2 nottes. E a Ticinarada, a Gesturi, con Pulina e con Maria Farina. E in 3 notti. Sempre poi è dessa guerra, dessa seconda. E sempre poi essa guerra, poi essa seconda guerra. Quando de fronte a me la gente gratta m'ho fatto sa gara improvvisata.